Attestata fin dal Medioevo, la chiesa di San Simone di Tovena è filiale della pieve matrice di Cison. L'attuale edificio fu costruito nel 1751 sul sedime del precedente e ampliato a fine Ottocento con 2 navate laterali che donano all'interno un notevole effetto scenografico, grazie al susseguirsi di 7 campate e di altrettanti riquadri in stilini ad affresco, realizzati sulla volta della navata centrale da Egidio Dall'Oglio. Dalla precedente chiesa provengono i 4 altari testimoni della scultura lignea cenedese del XVII secolo. Il trittico del Maggiore, firmato da Sante Moretti, contiene al centro la pala ottocentesca di Giuseppe De Lorenzi, raffigurante la Madonna fra gli apostoli Simone e Giuda, patroni del paese. Coeve al dossale ligneo sono le tele minori laterali, attribuite a Gremsel e dedicate rispettivamente a San Antonio da Padova e a San Valentino. Il presbiterio è arricchito da una tela seicentesca di Francesco Mateazzi e da un'annunciazione settecentesca di Seppo Gremsel, mentre sul soffitto del coro sono stati affrescati da Dall'Oglio i canonici 4 evangelisti e dottori della Chiesa con il Padre Eterno e lo Spirito Santo al centro. È importante per la devozione popolare l'altare che custodisce la preziosa reliquia di Sant'Otilia, monaca alsaziana invocata a protezione della vista. L'altare ligneo della Madonna del Rosario ospita nelle 3 nicchie le statue policrome della Vergine col Bambino, di San Domenico e Santa Caterina da Siena, realizzate dall'altarista cenedese Zambatta Ghirlanduzzi per un precedente altare. Al centro dell'aula si susseguono gli altari di San Rocco con una pala del Mateazzi e l'altare della Croce con una pala di Gremsel. All'interno è stata collocata una pala di Antonio Sasso, proveniente dalla chiesa filiale di San Vigilio, mentre sulla destra trova ricetto il battistero quattrocentesco, sormontato dalla cuspide lignea rifatta dai Ghirlanduzzi. A pochi passi dalla chiesa, ospitato in un antico edificio settecentesco, sorge il Museo di Arte Sacra della parrocchia di Tovena, intitolato a Don Livio Spader, parroco di Tovena dal 1970 al 2010. All'interno di questo museo sono custodite anche antiche e preziose tele, teche e tavole, ma anche il cinquecentesco reliquiario contenente il cranio di Sant'Otilia.